Allora, siamo col sindaco Luigi Pagaggini, qualche giorno fa all'ultimo consiglio comunale. Passati 100 giorni si è veramente iniziato a lavorare fino in fondo, adesso ha sempre più conosciuto la macchina amministrativa. Tante novità anche nel consiglio comunale, un consiglio comunale molto frequentato da cittadini. È un consiglio comunale molto frequentato dai cittadini, è un consiglio comunale aperto, come avevo annunciato nel mio primo consiglio comunale. So che spesso è difficoltoso fare questa apertura, ma io ci credo fermamente. Mi lasci dire una cosa: quando poi leggo sul Corriere di Siena che il sindaco sa di mentendo, basta guardarsi i consigli comunali e capire cosa dico e se c'è la menzogna o se c'è la verità. Quindi la gente deve essere attenta a questo. Quando ormai le cose sono filmate e tutto, la verità è davanti agli occhi di tutti. Certo, ricordiamo che proprio la scelta di questa amministrazione con apposita delibera è stata proprio quella di pubblicare online tutti i consigli comunali senza censure, e quindi ogni cittadino può rivedere e anche ascoltare attraverso internet, attraverso anche il sito dell'amministrazione comunale, il consiglio comunale. Un'altra però novità nei consigli: c'è anche la partecipazione del cittadino, cioè il consiglio comunale viene interrotto e si dà la parola al cittadino. Una novità che avevo già sperimentato, devo dire, quando ero sindaco all'Isola d'Elba. L'avevo fatto poche volte, a Piancastagnaio sarà d'obbligo che io lo faccia a tutti i consigli comunali. Mi auguro che la gente sappia e riesca a venire anche per questo. Mi auguro che non vengano però portate avanti delle motivazioni personali, ma quelli che sono gli aspetti veramente di interesse generale. Io aprirò il consiglio comunale, la gente si abituerà a portare quelli che sono i problemi di carattere generale, che non soltanto il sindaco recepisce, ma essendo il consiglio comunale unito potranno recepire tutti i consiglieri. Un'ultima cosa, sindaco, proprio sull'ultimo consiglio comunale un'altra conferma della sua volontà già in campagna elettorale: l'attenzione alle famiglie, a una crisi che c'è anche a Piancastagnaio, e quindi un'attenzione alle imposte e alle tasse comunali, l'esclusione totale della Tasi per quanto riguarda le unità immobiliari. Sì, è stata arrivata la Tasi, era una promessa che era stata fatta a giugno qualora fossero venuti i soldi dell'Enel. L'ho detto chiaramente in consiglio comunale a giugno e l'ho mantenuto ora, prima che ci fossero queste scadenze. Proprio oggi, il 16, in tutta Italia si paga la Tasi, a Piancastagnaio non si paga la Tasi. È un impegno forte, potevamo spendere questi soldi per qualsiasi altra cosa. Ci sono altri comuni geotermici, non c'è soltanto il comune di Piancastagnaio, che hanno fatto scelte diverse, hanno fatto scelte magari di fare dei viali, di fare dei parchi, questa roba qui. La scelta è di andare incontro a tutte le gente di Piancastagnaio, di qualsiasi colore politico, perché la Tasi la pagano tutti, non è una questione politica, è una questione proprio di attenzione nei confronti della gente in un momento di sofferenza, in un momento in cui la gente ha bisogno di non fargli levare i soldi dalle tasche.